Ah, cari del Signore. Vedi, ogni tanto mi chiedo ma perché ho questo canale, il motivo, no, per il quale ho questo canale. Ci possono essere vari motivi. Tra uno dei tanti motivi, no, scusa, tra i motivi più importanti c'è il fatto di avere questa possibilità di conoscere persone veramente meravigliose. Un po' c'è anche il trucchetto, nel senso che se uno ti vede su YouTube e diciamo in qualche modo ti segue, significa che ha delle affinità, delle compatibilità che possono essere di carattere o di pensiero, no? Ok? E quindi grazie appunto a questa cosa le persone che ti si avvicinano sono in qualche modo automaticamente selezionate, no? E quindi per me, secondo me, sto ricevendo tanta bella gente, bella compagnia. Però gyoza dita, allora, senti, è ancora caldo. Il minestrone lo apprezzo tantissimo. A sta roba qua delle verdure apprezzo tantissimo. I biscotti palcipini a gadiglio. E i piccoli a mangiarti ti apprezzi ultra tantissimo. Ma sedia da campeggio, anche quel fiocchetto e tutto, ho detto, ragazzi, è anche troppo, sono andati a comprarmela nuova, io ho detto, non prendete niente. Vabbè, questi probabilmente li conoscerai, è una coppia veramente fantastica e molto probabilmente, ma sì dai, spoileriamo tutto, adesso che devo imparare a dire spoiler, a questa parola nuova, e praticamente abbiamo in progetto, non sappiamo ancora quando, di tornare in uno dei luoghi che io reputo magici, però anche lì è il solito discorso che ognuno ha i suoi gusti, che è il Triglav. Io andavo in moto, in bicicletta, in campeggio con la tenda nel Triglav, che è un parco nazionale della Slovenia, e in cima c'è questo lago bellissimo dove per la prima volta ho fatto il bagno, perché sai, io a pelle non mi viene da fare il bagno nei laghi, e invece lì è una piscina, probabilmente perché non vedi, non lo so. Lì l'acqua era trasparente, c'aveva i pesci, i sassolini, col tramonto in mezzo alle montagne, un'atmosfera indescrivibile, e quindi vorremmo tornare. Si chiama Buizinsko Jezero, Jezero significa lago in sloveno, e quindi torneremo probabilmente anche con loro, e se vengono vedrai il loro mezzo estremamente camperizzato. Io credo che una cosa così tu non l'hai mai vista neanche su Instagram. Ecco sì, adesso scusa, te tieni a curiosità per quanto? Per 4 mesi, 5 mesi? Però guarda il destino, io non credo in il destino. E ci spiega, aveva giusto finito i biscotti. Volevo poi ribadire, passo da un discorso all'altro perché così è la vita bella e variegata, no? Che parlavamo anche con loro, no? Mi dicevano che anche loro prendono solo le offerte, no? Ai supermercati, eccetera. E cosa significa sta roba? Io ti porto direttamente alla fine e poi eventualmente guardiamo i dettagli che ci stanno nel mezzo. Allora, se uno si abitua a vivere risparmiando, ok, o prendendo sempre le offerte perché magari sono vicine alla scadenza, piuttosto che andando sempre dal distributore dove costa meno, eccetera, alla fine si risparmia un casino di soldi, ma non è tanto il fatto di risparmiare i soldi. Il fatto è che con quei soldi risparmiati tu puoi comprare altre cose, cioè, hai capito? È un'estensione del potere d'acquisto il risparmio. Attento perché è importante, porca puttana. Cioè, come per dire, invece come quando dicevo di fare i viaggi con intelligenza, ok, ma cosa significa? Una volta, ovviamente non devono esserci sempre regole ferree nella vita, non deve essere sempre così tutto matematico. Una volta ogni tanto ci sta che tu prendi l'albergo di lusso, ti sfondi un casino di soldi in ristorante, eccetera. Però se nelle, diciamo, uscite normali tu organizzi tutto con intelligenza, cosa succede? Che invece di fare un'uscita te ne puoi permettere 3. Quindi non è tanto una questione di soldi, ma è una questione di riuscire a fare 3 vacanze al posto di una, e saremo mica scemi. Perché scendendo nei dettagli, allora, prima di tutto sono andato in un supermercato veramente di qualità, che è la Coop. La Coop trovi roba di qualità e particolarmente costosa. Ho preso, vabbè, non ti ho fatto il video perché non è che ti faccio video di ogni cosa, ho preso ma veramente un borsone pieno di roba, tutta scontata del 50-60%, e 20 euro, 23 euro, cioè, capisci, cazzo? Secondo me avere sempre, diciamo, del cibo a lunga scadenza, tra virgolette, no? A casa o in camper o dove vuoi tu, in modo tale da essere a posto con il cibo. Io prendo sempre roba fresca, però attento adesso il trucchetto.
avendo sempre roba a lunga conservazione, tu non ti senti in obbligo di andare a fare la spesa, cioè non ti serve un cazzo, ok? Pertanto, ogni tanto, quando non ti serve andare a fare la spesa, fai come me, entri nel supermercato e compri solo e esclusivamente le robe con almeno il 40% di sconto. Poi, per carità, io sono di bocca buona, quindi sì, non mangio tutto, per carità, però insomma su 100 cose ne mangio 80, quindi ho maggior possibilità di sfruttare le occasioni. Dopo altri magari hanno gusti un po' più sofisticati o intolleranze o giuste scelte etiche e via discorrendo, allora hanno un campo più ristretto. Però veramente abituati, questo l'ho già detto più volte, a fare queste cose con intelligenza, perché poi di soldi non te ne fai un cazzo. Cioè, vedrai anch'io, ho fatto questa vita un po' tra virgolette a risparmio, ho studiata, mi sono ritrovato con un po' troppi soldi che vedevo che andavano a scemarsi col tempo, cioè che andavano a evaporare col tempo, scusami. E ho detto, cazzo, ma la vita è una, cioè può essere che magari adesso col dolore alla testa muoio fra qualche mese, cioè che vabbè, ci siamo capiti. E quindi dici, perché? Allora me li spendo, però risparmiando, ti ripeto, il succo del discorso, hai la possibilità di comprare di più, di spendere di più. Cioè uno risparmia per spendere di più, cioè capisci come funziona? Oppure, per farti un altro esempio, mi sono preso un sacco di roba su Vinted, adesso mi vedrai con un casino di roba, Anna Papiri, Diesel, Ralph Lauren, North Face, eccetera eccetera. Ma io dico, se una camicia della Ralph Lauren costa 160 euro e io le ho pagate circa 15 euro l'una di media, porca puttana, capirai che me ne vengono 10 al posto di una, hai capito? Quindi non è che devo andare a prendere la roba tra virgolette usata per diciamo pagar meno, è perché pagando meno invece una camicia me ne vengono 10, porca puttana, è roba comunque di qualità. Quindi vedi, anche tutte queste cose, queste piccole azioni, se fatte con testa, poi ti sanno ricompensare. Non voglio fare pubblicità a Vinted, però mi sento comunque così in amicizia di consigliarti queste cose un po' furbe che hanno i loro tempi, come dicevo ai miei amici, approfittate adesso, perché è un po' come Subito all'inizio trovi gli affari eccetera, adesso su Subito costa di più la roba usata di quella nuova, hai capito? Quindi adesso su Vinted c'è il momento in cui puoi approfittare, in cui anche contrattare, e attenzione, le vendite su Vinted sono tutelate, ossia se tu ricevi un articolo contraffatto piuttosto che rovinato e non c'era scritto nella descrizione che era rovinato eccetera eccetera, gli fai il reso, quindi tu acquisti in tutta sicurezza e se hai pazienza di star là a cercare o sai già quanto valgono le cose, ti puoi comprare capi veramente importanti per niente. Cioè tipo io ho il giubbotto della Scorpion Bay, non so chi conosce la marca, so che lo stimo che costa più di 200 euro quello lì, perché i costumi vengono sulle 60 euro, le magliette 45, hai capito? Quindi un giubbotto del genere direi almeno 200, e io ho dato 5 euro, cioè capisci? Magari a certa gente può far strano prendere roba usata, ma è tutto uno stato mentale, perché pensa a te, no, segui, quando vai da Cracco nei ristoranti, quelli da miliardari, no? Ok, che paghi, non so, 1000 euro una cena, ricordati che tu hai messo la tua bocca nelle stesse forchette, negli stessi piatti dove hanno messo la bocca chissà quante altre persone. Prova a pensare. E a te dà fastidio comprare una roba usata dopo che è stata lavata in lavatrice? Dai, hai capito? Questo vuol dire usare la testa. Mi sento arrogante se mi rivolgo agli anziani come me, io mi rivolgo sempre ai giovani. Nella serie, come ho avuto la fortuna io di trovare delle grandi persone che mi hanno insegnato a vivere, tra parentesi i libri, gente defunta 1000-2000 anni fa, tu puoi avere questa, diciamo, fortuna di trovare il singano il quale ti trapassa l'eredità, cioè c'è poco di mio, capisci, in tutte le cose che io insegno. Sono cose che io ho imparato dei libri molto importanti, certo non dal qua di turno. Stavo pensando ai ragazzi di prima, del perché prima di parlarci un po' così a pelle mi stavano simpatici. Attenzione, simpatico non significa divertente, ma simpatico significa un qualcuno con il quale tu leghi un discorso, una relazione volentieri, piacevolmente.
È perché questi ragazzi di una certa età, per carità, come me, cambia marcia, più volte mi hanno veramente fatto sentire questo desiderio di non disturbare, di non rubare, diciamo, del tempo. E io questa cosa la apprezzo in una maniera pazzesca, perché significa che queste persone portano rispetto per il prossimo. Poi volutamente ho voluto stare io tutta la mattinata assieme a loro, ma ci sono stato veramente molto piacevolmente. Pensa, vorrei aggiungere a questo aneddoto, no? Perché sai, la vita va capita a suon di aneddoti, usiamo esempi a volte, ma valgono anche gli aneddoti. Pensa a Franco Battiato, che era uno dei personaggi, uno dei 1000 personaggi che io stimo. Un giorno era assieme a una ragazza, una compagna, e mi ricordo, almeno così ha raccontato, dopo non so se era vero, ma conoscendo il tipo sì era vero, che l'ha lasciata perché questa gli aveva finito gli yogurt nel frigo. Capendo il Franco Battiato, ovviamente non è che lui lascia una persona o si dispettisce perché uno gli finisce lo yogurt, cioè non è importante lo yogurt, però effettivamente dentro di lui è nato questo ragionamento. Ha detto: scusa, se gli yogurt sono miei o anche miei e questa senza dirmi niente me li finisce così, è una mancanza di rispetto. Pertanto, quando io ti parlo delle formule, no? Se questa agisce così, il fatto che abbia agito su degli yogurt è solo un dettaglio ininfluente. Quindi se questa ha agito così in questo contesto, agirà così in altri contesti, che ovviamente possono andare anche oltre alla materia, hai capito? Alla materia dello yogurt. Circondati anche te di amici e di gente rispettosa, perché sono quelle persone con le quali, diciamo, stai bene anche senza parlare. Io ogni tanto con certi amici, adesso non faccio nomi perché non vorrei parlare bene di uno o meno dell'altro, se no è brutto, si creano delle sorti di antipatici antagonismi, no? E allora, però insomma, con certi amici, dei quali ovviamente non faccio i nomi, sto bene, anzi benissimo, a volte anche meglio, se proprio non parliamo e noi stiamo bene così, non so, ci capiamo, un po' come col cane. Se tu stai bene col tuo cane, ti vivi un'esperienza che può essere, che cazzo ne so, che vai a pescare, vai a farti una passeggiata, ma una qualsiasi roba, ma non è che col cane devi necessariamente tirar fuori un discorso, imbastire delle proposizioni a che pro, capisci? Però percepisci nella sua compagnia questo stato di benessere e, ripeto il termine, di compagnia. Che spesso, e questo io l'ho imparato dalla mia vita, ci circondiamo, soprattutto da giovani, di persone anche di merda, o che magari, non dico di merda, ma persone incompatibili, scusa, ecco, quello era il termine corretto che volevo utilizzare, di persone incompatibili con noi per questa paura, per questa sorta di disagio sociale acquisito, di rimanere soli, no? Perché fa brutto, cioè rimanere solo è lo sfigato, o rimanere solo credi, ti convinci, no? Che c'è questa cosa chiamata solitudine che necessariamente deve essere una cosa brutta, per carità. Allora, l'essere umano per conformazione non può essere asociale, non può stare da solo, ok? Diventa matto, non è nella sua natura. Chi te lo spazza che gli piace stare da solo, non vuole vedere gente, deve stare isolato, fate a caso, se tu noti, sta tutto il giorno sui social network e via discorrendo, quindi dov'è la solitudine, ok? Cioè, ti fai la stessa cosa di riempirti di gente, solo che non ce l'hai fisicamente davanti, ma la gente comunque c'è, perché sei sempre col telefono, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, eccetera, tanto solitario non lo sei, hai capito? Quindi questo per dire che con il dovuto equilibrio createla un po' di sana solitudine che ti serve a star meglio con te stesso, a capire te stesso, e nel capire te stesso capirai pian piano ciò di cui hai bisogno, le cose che sono compatibili con il tuo benessere, ok? Perché veramente il benessere, vedi, a volte uno pensa, no, che magari, non so, fare tipo un capodanno è bellissimo, avere un numero, tante persone, e far casino, bere, eccetera, quando in realtà, perché questo è quello in cui tu ti convinci, no? Ho fatto un po', ho anticipato un po' sto discorso
di quando io dicevo ma perché devo far finta di essere felice perché un orologio che è un'invenzione umana ha segnato che questo è un nuovo anno, hai capito? Là forse sono stato un po' troppo analitico su questa cosa, però voglio dire, può essere, se tu inizi a conoscere veramente te stesso, che è più bello magari stare con 2 amici, 3 amici con i quali stai veramente bene, evitare di fare la festa perché magari tu la festa non avevi voglia di fare, cioè cercare, questo è il succo del canale, insomma, che ogni volta provo a tirar fuori, di capire, e fidati che è una cosa estremamente difficile, ciò che realmente ti fa piacere, ok? Pertanto, se questa voleva essere una puntata, diciamo, sull'amicizia e sulle relazioni umane, soprattutto, il mio consiglio è: fai prima amicizia con te stesso. È una cosa che a me è mancata tantissimo, perché ho sempre avuto un'infinità di compagnie e di fidanzate, quindi non sono mai stato solo con me stesso. Pensa che io sono arrivato tipo a 38 anni, una roba del genere, no, 36 anni, a non essere mai stato single per più di 7 giorni, e quindi puoi immaginare che senso aveva la mia vita, cioè era un po' una sorta di automatismo, un recitare questa maschera, questa parte, perché il me stesso, colui che stava sotto la maschera, ancora non lo conoscevo. Ma per non lo conoscevo, non si parla di territori difficili e impraticabili della mente, del pensiero umano, parliamo anche semplicemente del fatto di non conoscere a quel singano che ero io, del me stesso, al te stesso in questo caso, cosa gli piaceva, cosa gli faceva piacere. Allora ha provato a farlo youtuber, la van life, tutte quelle robe, quelle cagate là che c'era su internet, le ha provate, ha detto ah ok, vabbè dai, un giorno magari te la spiego con calma. Questo per dire che non è che la van life, gli youtuber, quelle robe lì sono delle cagate, per me sono delle cagate, però ho dovuto prima conoscere me stesso e capire cosa mi piaceva, o anche i posti. C'è un po' questa mania ereditata di dover andare sempre per forza nel monte più alto e stare a bordo nel precipizio, almeno questa era una moda di qualche anno fa che vedevo su Instagram, piuttosto che star sempre nella spiaggia isolata, senza nessuno, eccetera, eccetera. E vedi, io questa cosa i miei amici, quelli del gruppo, l'hanno percepita, la capiscono bene, non l'ho mai sviscerata, un giorno pian piano magari ci arriveremo, anche perché insomma forse devo arrivarci anch'io per poterla tramandare così pacificamente al prossimo, ma sono arrivato in questo punto dove sì, so ciò che piace a me, oppure so alcune cose che piacciono a me, ma apprezzo infiniti contesti al contrario degli altri. Cioè, ad esempio abbiamo fatto, non so, il viaggio in Toscana, faccio un esempio, Vada, credo probabilmente è una delle peggiori spiagge, cioè con le ciminiere, la sporcizia, la puzza e tutto quanto, però vabbè, insomma io ho apprezzato Vada, però ho anche apprezzato le colline senesi, le città, Volterra, i borghi, il sole, il nuvolo, la nebbia. Sai, io anche stamattina, ok, non ti ho fatto il video, ero in riva al mare, come ogni mattina porto il CP, e c'era un nebbione. Ah, per me era magico, vedi? Quindi sono riuscito a staccarmi da questa condizione imposta del brutto tempo. Infatti vedi anche il termine brutto tempo. Ma brutto tempo cosa? Ma chi l'ha detto brutto tempo? Tu sei brutto, Dio caro. Cioè, cosa brutto tempo? È un tempo diverso. Cioè, anche il meteo ogni volta c'è brutto tempo, ma brutto tempo cosa? Cioè, io già tanti anni fa, c'era la pioggia, dicevo che figata, prendevamo la macchina con l'amorosa, andavamo in montagna a fare le cose romantiche così, sotto la pioggia, quindi bello, brutto cosa, hai capito? Qual è la nebbia? È fascinosissima la nebbia, porca puttana. Magari a Marghera, mi perdoni, qui di Marghera, cito sempre Marghera come esempio, in zona industriale a Marghera non sarà il massimo, ok, ma la nebbia è una cosa bellissima, affascinante. Quindi ragazzo, la vita è una. Non sta a ascoltare sti 4 deficienti che ti mettono in testa che serve Iskei, che serve i Lamborghini e tutte quelle cagate che stanno venendo adesso. Scopri cosa piace a te stesso e soprattutto dimentica ciò che dicono gli altri che è bello e non è bello, perché non è bello, non è vero un cazzo. Come fa a non essere bella la nebbia, porca puttana? Ci hanno fatto persino delle poesie.
La nebbia agli irti colli piovigginando sale e se alza sino una mattina e che pare avere un capitale. E a proposito del capitale, so che va di moda andare da Cracco oppure in chi rooftop, che cazzo hai nome, chi bar, chi te cava un rene per andare a mangiare, fare l'aperitivo, no? E guarda te, io mi sento molto più ricco perché la vedo la percezione di ricchezza negli occhi della gente, non sono stupido, ok? Non è che uno, mai visto quelli col Ferrari, vanno via col sorriso a 1000 denti, col cuore che gli batte? No, è gente stanca della vita perché ha avuto troppo e troppo facilmente, ok? Ficcatela in testa sta roba. Dopodiché, il mio patrimonio è questo, guarda, della bella gente, bellissima gente che mi ha fatto una zuppa de fagioli, qua roba biologica fatta in casa, cioè... Ma sa stare il discorso è genuino, non c'entra un cazzo è genuino, ma questo è un patrimonio. C'è aver qualcuno che ha piacere di farti una roba fatta da lui? È monaca cracco. Scusa se ti ho parlato velocemente, magari facevo anche altre cose, mi sono impaperato ovviamente più volte nei discorsi, questo perché mi vedi, sono di fretta perché ho altre cose, adesso devo andare a pranzo con l'Alessia, poi ho la visita, eccetera, 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 e però io nella mia vita, e questo lo capisci benissimo dai miei video, credo che per certe cose, ovviamente non... per certe cose sia meglio farle non proprio al massimo piuttosto che non farle. Questa è una cosa che va valutata caso per caso, no? Tipo anche il mio canale, i miei video fanno da cagare, non sono per nulla curati, per carità di Dio, ma piuttosto di non averli, ok, di non tramandare certe cose che io reputo importanti all'umanità, piuttosto che non avere i miei ricordi online, eccetera, 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 preferisco farli così male. Quindi le puntine del mondo è un canale che è un piuttosto che niente, cioè le puntine del mondo equivale a piuttosto che niente, hai capito? Quindi piuttosto non fa niente e farsi video così. Però, gentile pubblico, spero di non essere frainteso a proposito del rispetto. Allora, cosa succede? Allora, praticamente io ho il mio sito del lavoro dove c'è il numero di telefono, ovviamente, per me motivi di lavoro, e tanta gente, insomma, ogni tanto mi telefona, però... Ti ripeto, il mio lavoro non è lo youtuber e se io mi stacco dalla famiglia, che seria Alessia e Giacomo, per andare a lavorare, è perché ho bisogno di concentrazione, altrimenti perdo il filo. Ci sono lavori abbastanza complessi che vanno avanti ore e è come se tu dovessi risolvere una lunga formula matematica. Se uno ti chiama per di più per cose che non sono di lavoro perché vuole stare al telefono a chiacchierare, mi si crea un grande danno, insomma, ecco, quindi per piacere ho tolto anche tutti i social e tutto, non perché sono asociale, ma perché ho 24 ore come tutti, insomma, ecco, quindi se mi si deve telefonare, mi si telefona per motivi di lavoro, altrimenti eventualmente va benissimo un WhatsApp io posso dire ok, lo leggo, rispondo dopo un giorno, 2 giorni, in modo tale da dare priorità alle mie cose e soprattutto al lavoro, insomma. Ho cercato di essere il meno antipatico possibile perché so che potrei essere frainteso, perché sai, è una cosa strana perché tu magari pensi, Madonna, non dovrebbe essere contento, eccetera, ma per carità, però tieni conto che anche quel qualcuno ha un lavoro molto particolare e telefonate o email, eccetera, ne riceve parecchie. Quindi vi chiedo cortesemente non chiamatemi, cioè questa è proprio una cosa che mi indispettisce veramente tanto. Tu hai trovato il tuo amico e ti fa lo stalking? Amy? Ah, questi cani. Ok, a parte la disavventura avuta con la ventola, l'ho già detto, se continua così e durerà tanti anni, visto quello che l'ho pagato, se continua così, questo frigo della Thetford è veramente eccezionale. Bruttissimo, ma molto robusto. La qualità della temperatura, della coibentazione, gli sbalzi di temperatura, eccetera, è veramente eccezionale. E anche la praticità dei cassetti, la robustezza, veramente un frigo eccezionale. Ho appena messo a congelare la zucca, è già ingiassata, oddio caro, questo perché? No, cosa c'entra questo? Perché volevo solo dirti che, no, perché se a volte dicono, no, ma cosa si può fare in camper qua e là, cosa che vuoi, tanto ti fai delle tagliatelle con zucca e i funghi.
Volevo farti vedere come preparavo il piatto, però ho dei lavori da finire e poi sto anche studiando perché tu forse non lo sai o forse l'ho già detto oppure l'ho già detto e tu non hai visto. Sto, oltre al lavoro, sto anche facendo quella cosa che da una vita ho sognato, che era studiare, quindi sto approfondendo le cose del mio lavoro che riguardano il design piuttosto che gli studi dei colori, degli spazi, la programmazione, via discorrendo, tutti i vari campi che quella scuola di merda che ho fatto non mi ha mai insegnato e neanche motivato a fare, perché proprio... Vabbè, dai, taglia corto. Questo per dire che la zucca te la fai con un po' di acqua, un po' fatela in padellina su una padella antiaderente, no? In modo tale da immorbidirla un fiantin, no? Tocchi così ma tagliata a cubetti, qua butti dentro i funghi, li fai scolare, butti le tagliatelle, te fa tutti insieme, ciao, arrivederci. Probabilmente poi a panza aggiungerò sempre qualche cosa, probabilmente anche... Esatto, guarda qua, salsa piccante che mi ha regalato Thomas, ormai è quasi finita. Io ci scherzavo, ero un po' scettico, però sto facendo delle domande molto tecniche, veramente molto particolari, sul codice PHP di una cosa che sto facendo e per quanto fai le domande articolate eccetera, sto chat GPT veramente riesce a capire qual è la risposta giusta. Sicuramente ogni tanto qualche errore lo farà, ossia che ti indirizzerà verso magari risposte che non c'entrano, però per il momento non mi è mai capitato e è un grandissimo aiuto per il lavoro, veramente non pensavo. È mille volte meglio di leggere un manuale perché vai direttamente al punto. Pausa lavoro. Ascolta, guardati sta roba qua. Allora, questo è Olfo che si è perso dentro a dei tunnel, no? Ok. Allora io gli ho detto a ChatGPT, attento perché è importante. Secondo, cioè, importante, interessante. Secondo te Olfo dovrebbe uscire dal tunnel? E lui mi fa, mi dispiace ma non conosco i dettagli del contesto della tua domanda, non sono in grado di capire a cosa ti riferisci quando dici olfo e tunnel. Se puoi fornire maggiori informazioni sul contesto della tua domanda, sono lieto di aiutarti. Ok, il mio amico olfo dovrebbe uscire dal tunnel? Mi dispiace, ma non ho abbastanza informazioni sul contesto per poter rispondere alla tua domanda. In poche parole dice di che tipo di tunnel si tratta e perché Olfo sarebbe dentro al tunnel. Hai bisogno di aiuto per uscirne? Non lo so, io volevo anche lasciarlo lì. Senza queste informazioni non posso darti una risposta utile, giustamente. Allora gli ho detto, Olfo voleva fare la van life dentro a quel tunnel, cioè lui si collega alle risposte, capisci? Non è botta risposta unica, si collega, è una figata. Lui ti dice, fare la van life all'interno di un tunnel può essere un'idea pericolosa e sconsigliata. Difatti l'avevo intuito io. Innanzitutto ci possono essere dei rischi per la sicurezza e bla bla bla. In poche parole, comunque ci sono anche, potrebbero esserci delle limitazioni di accesso, eccetera, che potrebbero creare difficoltà nella gestione della van life. E allora, a parte vabbè, problemi di igiene e pulizia, ma cose olfo di natura così, ma e anche di approvvigionamento di acqua ed energia, quindi giustamente dice vai a fare la van life dentro un tunnel, come fai poi a quei pannelli a caricare l'acqua? Ha ragione. Comunque, se il tuo amico olfo desidera fare la van life, ci sono altri posti, insomma, più sicuri e confortevoli di un tunnel. Quindi, olfo, chat CPT, ti dice va fuori il tunnel, Dio caro, stai a fare la van life. No, mi sto divertendo come uno stupido con i ragazzi del gruppo, cioè Luca ha messo le foto che è tipo a Chioggia a mangiare il pesce e gli ho chiesto perché non mi mangia il pesce, cioè provare sto chat GPT che è l'intelligenza artificiale, no? E allora è venuto fuori che potrebbe non aver soldi, io dico no, ma guarda che quello è pieno di soldi, compra un sacco di stronzate, allora devi vedere che razza di risposte mi dice. Comunque adesso mi sta, vediamo se riesce a farmi guadagnare la cena di pesce perché mi sta spiegando come parlare col mio amico Luca Tramanzoli in merito di questo problema qua che non mi paga una cena di pesce. No, ho voluto aggiungerci anche un po' di pomodorini, tanta roba. Ho letto un articolo di Jesolo che adesso la mettono a zona 30 km orari, la via Baffiri, la via principale. Mi sembra una pagliacciata perché da anni che ti dico di sta roba, che una volta era limite 30, c'era i cartelli dappertutto, poi sono successe le disgrazie e li hanno tolti, e è diventata per magia limite 50, quindi hanno aumentato. Adesso i media la stanno facendo passare la notizia come che era 50, cioè è sempre stata 50 e adesso è diventata 30. Poi dicono che i cani non sanno parlare, allora sono pronte le sue pappe, no? L'ho detto prima, andiamo a fare un giro!
Cioè, lei con la faccia triste ha guardato le pappe e mi ha riguardato come per dire, mi ha fatto il cenno. Dai, andiamo a fare un giro. Sì, lo so, hai visto che le indicate. Lo so che ci sono le pappe, ma prima un giro. Dai, andiamo a fare un giro prima. Dai, vieni. Sì, lo so. Dai, che tipo, Dio. Dai, andiamo. Dai. Brava, dai, brava. Vedi? Eccola. Basta mettersi d'accordo. Eccola, abbiamo trovato anche la pianta. Che serie? Il rosmarino. Che va qua? Eccola, va, che vai. Cosa? Dimmi. Ah, le pappe? Ho dimenticato... Cosa ho dimenticato, amore? Cos'è che ho dimenticato, Gioia? Eh? Ah, ok, ho capito. Sì, lo so, volevo vedere se lo sapevi. Ok, dai, prendiamo queste, eh? Ah, sono queste. Dove le metto queste? Dove le metto? Dimmi, dove le mettiamo? No, qua giù, no, le mettiamo di qua, perché poi là mi sporchi. E tu hai imparato a dire di qua e di anche. Che tipo. C'è chi soffre soltanto d'amore, c'è chi continua a sbagliare il rigore, c'è chi un giorno ha tanto sofferto e allora ha detto io parto. Sì, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. C'è a chi sbaglia a fare le strissie e chi invece avvelena le bissie. C'è chi un giorno ha avuto un sinistro e vuol bene soltanto al ministro, e c'è sempre là quello che parte, ma